Amici di Fisira TV, appassionati di hockey, buonasera da Gabriele Pellizzaro e ben collegati dal Palasport per la 17ª giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista. Questa sera si affrontano Fiere Chimica Montebello e i campioni d'Italia in carica della Canicia Motor Club Forte dei Marmi. Il Monte ha sicuramente bisogno di ritrovare la vittoria, si trova all'ultimo posto della classifica con solamente 5 punti conquistati fino a qui grazie alla vittoria di Giovinazzo e ai due pareggi interni contro Grosseto e Monza. Da quel momento sono 6 le sconfitte consecutive, alternando comunque buone prestazioni. Secondo peggior attacco del campionato con solamente 36 gol segnati, peggio solamente il Novara con 35. Il Monte ancora nessun giocatore in doppia cifra. Dall'altra parte il Forte dei Marmi, che non perde dalla trasferta di Lodi dello scorso 4 gennaio per 6-3. Da quel momento 2 vittorie e un pareggio ottenuto nell'ultimo scontro casalingo nel big match contro Bassano, terminato 4-4 di Mister Bertolucci, e quindi costretto a ritrovare i 3 punti in classifica qui al Palasport per continuare a mettere pressioni alla squadra di Gigio Bresciani, che con una giornata in più dista 4 punti. Così come il Lodi, la squadra toscana ha la miglior difesa del campionato con solamente 41 gol subiti e 65 realizzati. Andiamo a leggere velocemente le due formazioni, partendo da quella di casa allenata da Mauro Zini, che schiera con il 23 Carlo Silva, 11 per Simone Bolla, 8 Alessandro Checchetto, 22 per Enzo Della Reta, 57 per Alessandro Gioffre, 4 per Pablo Torres, 58 Ramiro Torres, 7 per capitano Pippo Schiavo, con il 77 Alex Zordan e con il 17 Michael Nardi. Dall'altra parte Riccardo Gnata, il capitano, con il numero 22, 5 invece per Federico Ambrosio, 6 Andrea Borgo, 7 per Diego Chereches, 33 per Gabriele Ambrosio, 55 per Pato Ipinazar, 78 per Tommaso Giovanelli, 87 per il Panci Ipinazar, 99 per Enric Torner e con il 44 Raffaello Ciuppi, allenato da uno dei 3 ex di questa gara, da Mirko De Gerone, lui che è stato appunto allenatore del Montebello anche nella storica annata biancorossa nella stagione 2018-2019, dove i biancorossi hanno conquistato campionato e Coppa Italia D2, oltre alla prima storica promozione in Serie A1 insieme a lui Borgo, dove la passata stagione ha ritrovato qui a Montebello la continuità che gli mancava, e anche Pato Ipinazar, capitano della TR Chimica, questa sera rientra tra i convocati dopo una frattura alla mascella che l'ha tenuto ai box nell'ultimo periodo. Io do il benvenuto in commento a Nicola Carlin. Ciao Nicola. Ciao Gabri. Allora siamo qua di nuovo con i nostri biancorossi alla ricerca della prima vittoria casalinga. Intanto aggiornamento di classifica, il Monte ora deve scalarla tutta la classifica con le vittorie di Sandrigo ultimamente, che è salito in cattedra. Montebello ora occupa l'ultima posizione in classifica, quindi un Monte richiamato ancora per l'ennesima volta a fornire una prestazione di livello. Certo, oggi l'avversario dall'altra parte è di tutto rispetto, ma quello che si chiede ai ragazzi di Zini è tanta grinta, tanta determinazione, in modo da offrire almeno un bello spettacolo alle persone giunte qua al palazzetto di Montebello. Abbiamo già i due quintetti scelti dai rispettivi allenatori. Il Monte schiera Silva tra i pali, poi Pablo Torres, Pippo Schiavo, Checchetto e Della Reta, mentre il Forte dei Marmi, il solito portierone Riccardo Gnata, poi Fede Ambrosio, Andrea Borgo, Ipinazar e Enric Torner, Alfonso Rago e Cristiano Parolin, i direttori di gara. Sembra essere tutto pronto per il fischio di avvio della 17ª giornata, con il Forte dei Marmi in primo possesso, con Torner a gestire questo primo attacco versiliese, che gestisce gestire un po' anche le energie e la squadra di De Gerone, la quale arriva da una settimana intensa dopo appunto il big match contro il Bassano per 4-4. Ha faticato nel trovare la vittoria nel quarto di Coppa Italia contro il Monza, vinto poi alla fine 4-2.
Ora vediamo come attacca il Forte con Torner subito ai limiti dei 45, prova da fuori Pinasar, respinto dal pattino di Checchetto. Schiavo fa sua la sfera e gestisce quindi il primo possesso biancorosso. Della Reta, Checchetto in avanti anche nel retroporta Pablo Torres, scambio tra Schiavo e Della Reta. Ora Checchetto, classico giro a tre, viene fuori dal retroporta Pablo Torres. Della Reta prova dalla lunga distanza, tiro smorzato dal pattino del Panci Pinasar. E allora prima rimessa in favore del Monte con Checchetto e Della Reta sul punto di battuta. Sterza l'argentino, Checchetto in blocco su Borgo, giocata nel mezzo, Checchetto la fa sua Borgo e rilancia in avanti Ambrosio, taglio di Torner, lo segue Ambrosio, scarico all'indietro, Pinasar velocemente da Borgo che scarica il piatto, deviazione che quasi mette fuori gioco Silva, la fa sua Schiavo, si inserisce Pablo Torres, Schiavo lo cerca con lo sguardo, deve uscire dalla metà campo e si rifugia da Della Reta. Pablo Torres, Monte parte da distante, ora è Pippo Schiavo il capitano, si appoggia sempre su Della Reta, schema consueto di Monte che riparte sempre dal forzuto Renzo. Ora è Pablo Torres, voglio dire che sempre più minutaggio e sempre più fiducia per Ale Checchetto, ormai quasi stabilmente nel quartetto base, era partito da lontano il giovane trissinese, sempre più fiducia soprattutto per le ultime prestazioni fornite da Checchetto. Ora si riparte con un fallo in favore di Forte alla sinistra di Da Silva, il portiere di Monte riparte da fuori con l'ex Borgo, due ex dall'altra parte per Montebello, uno fresco fresco, anche Patricio, giusto, giocava l'anno scorso da Monte per Monte. Riparte di nuovo da fuori Forte dei Marmi, Forte e Monte, due squadre corte anche nel nome. Dietro porta niente di fatto, però non c'è luce, nessuno, sono in mezzo, riparte da fuori, bomba dall'esterno, Sibila alla sinistra di Da Silva, poi l'arbitro Alfonso Rago fischia in quanto la palla è uscita. Contentissimi i piccoli tifosi di Monte di andare a recuperare la pallina che se n'è andata in fondo al tunnel. Si può ripartire, palla per il capitano e Checchetto ripartiranno ad attenderli Borgo e con il 5 Ambrosio, Fede Ambrosio. Palla arriva a Torres col capitano, di nuovo Torres, alza la testa, c'è libero Renzo si porta in mezzo, suggerimento bello per Checchetto che non aggancia, recupera Borgo, riparte Forte. allora pallina verso Panci Pinasar, lui protagonista con la nazionale italiana insieme a Gnata nell'ultimo mondiale di Novara. Eccolo il Panci, allarga per Torner, prosegue ancora per i Pinasar, marcatura stretta da parte di Pablo Torres, lo attacca ancora lo spagnolo, lotta sulla sponda, recupera bene palla Pablo Torres, finta il piatto Della Reta davanti a Gnata, la parata da parte del 22 italiano, contropiede del Forte guidato dai Pinasar, lascia palla a Borgo seguito da Della Reta. Torner, Ambrosio di prima, tocca Della Reta, ancora Borgo ad attenderlo, Della Reta costretto a giocarla indietro dai Pinasar, attenzione al suo piatto, qua c'è un fallo in attacco da parte di Federico Ambrosio, è il primo fischiato ai danni del Forte dei Marmi in questo avvio. Ricordiamo anche che in contemporanea si stanno giocando altre due partite in Serie A1 con il Bassano che sta vincendo contro Novara per 3-1 e il Trissino ospite a Monza sta vincendo per 4-2. Recupera palle Pinasar, lancia Borgo, a rimorchio Torner dall'altra parte Ambrosio, scelto lo spagnolo, Ambrosio, tocco per i Pinasar, sempre quasi da ultimo uomo, passa in mezzo a due, contrastato da Pablo Torres, bravo ancora una volta lo spagnolo a recuperare palle e a prendersi gli applausi dal pubblico di fede biancorossa. Torres, sguardo verso Schiavo, prosegue sul retroporta, ora Schiavo taglia nel mezzo, chiusura da parte di Torner, si ricomincia da Della Reta, viene a bloccare Schiavo, è un assist quello verso Pippo Schiavo, Checchetto a mo' di blocco, si ricomincia ancora da Renzo Della Reta, passa su Borgo che gestisce bene il contrasto con la spalla, bravo proprio l'ex Monte e scuola Breganze Andrea Borgo.
riparte Pinazar. Torner viene a dialogare dal retroporta, spazio per il rovescio murato dalla stecca di Della Reta. Ora trova in avanti Checchetto, si rifugia sull'angolo, a rimorchio Torres, viene servito. Ancora Checchetto e Torres a dialogare, i due attaccanti del Monte. Schiavo. La palla è impattata proprio sul cancelletto, è tornata dalla parte opposta, dalla stessa parte dove arrivava, recupera lo stesso il capitano. Ora Della Reta bomba, ma ci sono i pattini di Fede Ambrosio che ribattono, ma la palla ancora per Monte, torna fuori Pippo Schiavo. Checchetto alza la testa, chiede l'aiuto di Pablo Torres va giù a destra, c'è solo Renzo Della Reta in mezzo, cerca il passaggio di un pelo, il tocco, usa la stecca tipo sciabola Renzo Della Reta, ma non è fortunato nell'impatto, la palla fila via davanti a Richignata. Riparte con l'ex Andrea Borgo, cresciuto tantissimo l'anno scorso, si è guadagnato la fiducia e la bomba da fuori del numero 87, gol di Francisco Ipinazar. L'avevamo detto, attenzione al piatto dalla media distanza da parte del Panci Pinazar, l'ha dimostrato con il suo 14° centro stagionale, e allora dopo poco più di 5 minuti di gioco Francisco Ipinazar la sblocca e il Forte dei Marmi è avanti al Pallasport. Immobile da Silva l'ha vista partire proprio all'ultimo, la bomba, e non ha potuto fare proprio nulla, evidentemente coperto nella traiettoria. La palla si è insaccata senza che il portiere di Monte potesse neanche accennare una reazione. Ha visto bene la luce evidentemente da fuori Francisco Ipinazar. Ora Monte in possesso palla con Ale Checchetto, scarica sul capitano Pippo Schiavo. Pippo chiede la collaborazione come al solito Della Reta, no, si smarca Torres dall'altra parte. Torres ancora messo alla balaustra da Borgo che alla meglio riparte, scarica su Ipinazar. Ipinazar prende velocità giù a sinistra, si impiazza bene Monte, combattono il capitano Ipinazar. L'arbitro Rago dice che il fallo è di Ipinazar, quindi riparte Monte. Ancora Schiavo Della Reta torna indietro, ancora Schiavo, Checchetto, bello il suggerimento tutta l'altra parte del capitano. Dietro porta c'è Pablo Torres, cerca giro, sceglie il lato, ci sono i pattini di Pinazar, alla fine perde la palla. Torres può ripartire 4 contro 3, forte Ambrosio, finisce quasi sul palo, recupera ancora la palla, taglia in mezzo, nuovo Pinazar, scarica fuori per il 99 al secolo Eric Torner. Borgo però è disturbato da Della Reta che però perde il nuovo possesso, di nuovo palla per Torner, alza la testa, scarica dietro, porta su Borgo, vediamo chi entra, c'è Fede Ambrosio, fa la finta, di nuovo Torner scarica fuori, Ipinazar fa la finta per la bomba da fuori, Torner vuole andare fino in fondo, legge tutto il Renzone Della Reta, può ripartire Torre, ma Checchetto rimane da solo, cerca di far passare la palla tra palo e Gnata, niente di fatto, palla per Ipinazar. Ambrosio a dialogare in mezzo al campo, ora Torner, pronto a entrare anche Alex Zordani insieme a Ramiro Torres per il Montebello, lotta sull'angolo tra Checchetto e Ambrosio, alla meglio il 5 Forte Marmino. Torner dal limite della tre quarti, finta il piatto, Ipinazar, Borgo sterza, manda in avanti da Torner, il velo, poi Ambrosio a girare in area di rigore, qua i contrasti tra Torner e Torres. È entrato, eccolo, Pato Ipinazar, eccolo qui in possesso il 55, a dialogare con Ambrosio, ma terminano i 45 secondi a disposizione per il Forte dei Marmi. Quindi due gli ex adesso di Monte, Pato Ipinazar e Andrea Borgo, tanto mi hanno fatto urlare l'anno scorso. Ora Renzo Della Reta, il nuovo entrato fresco di parrucchiere Alex Zordan, così come Ramiro che ora scarica fuori, riparte Renzo Della Reta, si accentra, bomba sibila di poco alla destra di un comunque ben piazzato Richignata. Ora riparte forte con Andrea Borgo, dall'altra parte Torner,
99 per lui. Patto di Pinazar, ancora Borgo scarica su Pinazar, alza la testa, sceglie dietro porta, in mezzo c'è Borgo, fa la finta, riceve la palla, legge tutto, per fortuna questa volta della retta, un po' il tocco sporco di Borgo, un po' la prontezza di Renzo, salvano Monte che ora è dall'altra parte con il capitano, perde palla, riparte Forte dei Marmi con Borgo. Ancora Borgo, taglia il campo verso Ambrosio, finta il piatto, ci prova deviazione di Torres che quasi metteva fuori campo Silva, contropiede ora del Monte, Ramiro Torres ne fa fuori 1, 2, Ramiro Torres segnata, chiude perfettamente, contropiede ora del Forte dei Marmi, 4 contro 3, Ambrosio dentro per Torner, Carlos Silva risponde a Gnata, che gran parata del portoghese. Chapeau, bellissima la parata, ha letto tutto, è stato rapidissimo, ha chiuso la porta sul fendente rasoterra di Forte dei Marmi. Era D'Ambrosio se non sbaglio, no, non è in campo, quindi sì, era Fede D'Ambrosio col 5. Ora è di nuovo Monte che riparte, Alex Jordan, sfiorato un gol stupendo 2 settimane fa in casa, mi ha detto personalmente che se lo scegnava, saltava la balaustra e andava direttamente a casa. Si apre il cancelletto alle spalle di Ramiro Torres, chiede scusa l'accompagnatore di Forte, esce Ricchignata, manda la palla nella ionosfera, palla esce dal campo, gioco fermo e time out chiesto da mister De Gerone Mirko. Gabri, cosa sono sembrati questi primi 10 minuti di partita? Sicuramente un Forte dei Marmi che sta cercando di mantenere il possesso, di far sua la partita, ma un buon Monte che sta rispondendo colpo su colpo, mettendo anche in difficoltà Agnata in un paio di occasioni. Poi per ora la decide il tiro da fuori di Francisco Ipinazar, già ora in mezzo a molte voci di mercato, il giocatore cresciuto in Argentina insieme al fratello Pato, dove a San Juan nelle Estudiantil, è arrivato poi in Italia nel 2018 con la maglia del Sarzana, passando poi nel 2021 a Trissino, dove da lì ha iniziato a vincere di tutto e di più, 2 scudetti, una Coppa Italia, 2 Supercoppe, una Champions e una Coppa Intercontinentale. Poi nel 2023 passa al Forte dei Marmi, dove mette nel proprio palmarès un ulteriore scudetto e Coppa Italia, e con la nazionale italiana debutta nell'Europeo del 2021 a Paredes, giocando anche quello di San Sadurní d'Anoia del 2023, oltre al mondiale, anzi ai 2 mondiali del 2022 a San Juan e quello dello scorso anno a Novara. Riparte il Forte con Eric Torner, con questo tiro murato da Zordan, con la pallina che poi esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa in favore della squadra ospite. Una miniera di informazioni, il mio compagno di microfono mi delizia con tutta questa storicità. Torniamo in campo, Renzo della Reta libera, Ramiro Torres lo aspetta, Torner bomba, leggignata, presentissimo, quasi non ha battuto ciglio Ricchignata, ha fermato la palla col guantone e con il gambale, l'ha subito allontanata. Ora di nuovo dall'altra parte siamo fallo a favore di Monte, fa cenno l'arbitro Rago, stecca alta, stecca a lunetta, tipo falce della morte. Di nuovo stesso suggerimento per Ramiro, attivissimo su quel fronte ma poco preciso, perde palla, riparte Torner, una mischia in area ma legge ancora, fallo in favore di Montebello. Siamo già, se non sbaglio, vediamo se scatta al 4º fallo, no, era già stato aggiornato, quindi 3° fallo di squadra. Riparte Pippo Schiavo, il capitano di Monte, si appoggia ad Alex Zordan. Zordan, posso dire, cresciuto ogni partita, sempre più convincente, infatti sempre più minutaggio anche rispetto all'anno scorso. Riparte subito velocissima, Forte dall'altra parte, Patti Pinazar, è entrato anche il numero 7 Queiroz, Diego per Forte. Torner, il suo fendente totalmente fuori misura, fa comunque arrabbiare il portierino in rosa di Monte. Guardate Zordan, tanta grinta, va giù a destra, peccato, perde palla, permette a Queiroz di ripartire. Bella l'idea di Zordan, purtroppo i
l'idea non è stata concretizzata. Di nuovo forte con l'ex, ora D'Ambrosio Torner D'Ambrosio, fa girare molto la palla. La formazione blaugrana, perché praticamente i colori sono gli stessi del Barça, bomba da fuori di Fede D'Ambrosio, raccoglie dall'altra parte Kerekes, di nuovo D'Ambrosio, si porta in mezzo, suggerimento per Pato va giù dietro porta, si gira, scivola, niente di fatto, gioco a terra, fallo per Monte, si riparte. Con Della Reta ora in possesso insieme a Zordan, pressing alto da parte dei Forte Marmini con i Pinazar e Ambrosio. Della Reta in avanti a trovare Ramiro Torres, c'è la trattenuta di Ambrosio su Zordan, non vista dai direttori di gara. Forte da Marmi già dall'altra parte con Ambrosio, dialoga con Pate Pinazar, ora Torner, dietro porta Kerekes, in marcatura su di lui Ramiro Torres, i Pinazar, il tocco di Silva, deve ripartire il Forte, sempre con Ambrosio, retroporta, movimenti in area di rigore, Pate Pinazar e Kerekes. Ambrosio deve ricominciare da Torner, il blocco di Pate Pinazar, scarico su Ambrosio, tutto basso il Monte, Ambrosio contrastato da Ramiro Torres, ora il piatto alto da parte dell'ex Bassano. Time out ora chiamato da Mister Zini, 11:47 al termine della prima frazione di gioco, Forte dei Marmi avanti 1-0 grazie alla rete di Panci Ipinazar. Mentre negli altri campi il Bassano sta avendo la meglio, 4-1 sul Novara grazie alla tripletta di Gerard Riba e al gol di Alberto Pozzato. Nulla può per ora quello di Marcos Vega del Novara, mentre nella partita del Pallabiassono tra Monza e Trissino la squadra di Thiago Sousa sta vincendo 4-3 a 10 minuti dal termine, mentre nella giornata di ieri si sono giocate le altre partite della 17esima giornata, con il Lodi che ha sbancato al Pallapansini per 6-2, Sarzana ha vinto lo scontro diretto contro il Sandrigo 6-4, il Follonica vince il derby mare in mano contro il Grosseto al termine di una partita intensissima per 4-2 e il Valdagno ha vinto a Viareggio per 3-2. Si ricomincia quindi con il possesso biancorosso, Zordan e Della Reta sul pressing di Kerekes e Pinazar. Ramiro Torres cerca di girarla per Zordan, su di lui la pressione di Torner. Zordan, Torner a rubare palla, Panci Pinazar, si allarga, prova il piatto, Zordan da dietro, ottimo intervento del 77 biancorosso. Panci Pinazar viene a bloccare Pato, lo cerca, poi Ramiro Torres non riesce a farlo sulla sfera. Kerekes ricomincia da dietro, Torner, gancio contro gancio, allarga per i Pinazar, cerca dentro Kerekes, respinge Della Reta, ancora Forte, i Pinazar sull'angolo, torna indietro dal fratello, poi va a bloccare i Pinazar col piatto, la linea troppo stretta, Kerekes a farla sua. Torner come ultimo uomo si allarga sulla destra, spazio, Torner ha cercato di infilare sul primo palo, poi Kerekes, il Pinazar non trova luce per il tiro, Torner va lui di piatto, la devia, Zordan quanto basta per sporcare la traiettoria del tiro avversario, poi Schiavo commette il secondo fallo di squadra ai danni del Montebello. Già battuta la punizione con Pate Pinazar che allarga il gioco da Torner, vuole allargare le maglie biancorosse, qui Ramiro Torres, Ramiro, facci sognare Ramiro, traversa, prova la magia Ramiro Torres, che peccato, con una sola C, veramente pregevole il tocco. Ora riparte di nuovo Monte, vediamo se è accesa, ma bisogna rallentare, non era pronto il contropiede, riparte Pippo. Ramiro ha fatto tutto bene, ha fatto alzare in piedi i tifosi di Monte, la palla solo la traversa ha salvato Ricky Gnata, ormai battuto, la palla va preso o volutamente o per fortuna una strana traiettoria. Ora contropiede però dall'altra parte, vuole aspettare i Pinazar che arrivino i compagni, cerca la luce per il tiro, niente di fatto, c'è la Pato rallenta, passa dietro al numero 7 Kerekes, Diego, fuori da capo, è rientrato Borgo cerca luce per il tiro, bomba, ci mette la stecca Zordan, poi la prende
da Silva che si arrabbia, riparte Ramiro, colui che ha creato il pericolo più pericolo per Forte. Possiamo dire che Monte, subito il gol, si è creato quasi più occasioni di Forte, se la sta giocando a viso aperto, occasioni da entrambe le parti. Ora la bomba del capitano finisce dritta sui guantoni di Ricchignata, però Forte non riesce a ripartire. Buon momento per Monte, dovrebbe coronare, dovrebbe concretizzare questo bel momento con una realizzazione. Ora fallo, si dovrà ripartire dall'altra parte, fallo in favore di Forte, esce Chereches, rientra Fede Ambrosio. Vai Gabri. Portapalla Borgo, retroporta su Ambrosio, c'è Della Reta in marcatura, si muovono Patio Pinasar e Borgo all'interno dell'area di rigore. Ambrosio costretto a ricominciare da dietro, chiuso il Monte, il Pinasar ha spazio per il piatto e un assist verso Ambrosio che da pochi passi non riesce a metterla dentro, si arrabbia poi Carlos Silva con i propri compagni per la difesa poco attenta in questa circostanza. Zordan si prende il lusso di scattare il Pinasar, poi prova il rovescio, forse più un assist verso Pippo Schiavo. Ancora l'ex Sandrigo dialoga con Zordan, si ricomincia da Della Reta, Pablo Torres al blocco, ancora Zordan, sguardo al centro con Della Reta che la fa passare e finisce di poco fuori dalla porta difesa dal 22 Forte Marmino. Poi c'è il fallo di Pinasar su Pablo Torres, si riprenderà da punizione in favore dei biancorossi. Della Reta, Pablo Torres che addirittura dà indicazione di girare a 3. Eccolo qui, Pablo Torres. Schiavo prende campo lo spagnolo ex Tordera, si allarga sulla destra, subisce fallo da Borgo, il numero 5 della squadra toscana. Bravo qui Torres a proseguire nella propria corsa e a prendersi un fallo da Andrea Borgo. Schiavo, doppio blocco di Zordan e Della Reta, sporca la pallina Ambrosio. Schiavo deve ricominciare da dietro. Zordan, scadono i 5 secondi di gioco passivo. Un Montebello disattento in questa circostanza regala una punizione dalla 3/4 per il Forte dei Marmi. I due Pinasar sul punto di battuta, in barriera Pablo Torres e Della Reta. Borgo viene a stringere Ambrosio, lo cerca e lo trova da pochi passi, poi Fede Ambrosio non riesce a trovare il gol. Ora Pinasar, Borgo si chiude il triangolo, Zordan ancora una volta con un ottimo intervento difensivo riesce a salvare il Montebello. Ora Pablo Torres scarta Ambrosio centralmente per Zordan che non trova a sua volta il tocco giusto con la sfera, e allora il Pinasar ha lo spazio per rilanciare in avanti. Ambrosio affronta a viso aperto Schiavo, deve ricominciare da dietro. Ancora Panci Pinasar, tanto spazio lasciatogli, allarga il gioco per il fratello. Ancora il Pinasar al limite, prova l'accompagnata Silva con un colpo di reni. Ancora il Pinasar, serie di rimpalli, Della Reta se la porta avanti con il pattino, 1 contro 1. Della Reta lascia palla a Borgo, recupera il Pinasar, è rientrato Checchetto Ambrosio con un gol dei suoi di Federico Ambrosio, raddoppio Forte Marmino a 7-0-4 ancora una volta, ed è la 19ª volta in questo campionato. Fede Ambrosio, 2-0 Forte. Sull'errore di Della Reta il contropiede letale e poi, come vedete, ha lo squalo, una bomba. Fede Ambrosio la mette sotto la traversa, raddoppio quindi della squadra di De Gerone. Vediamo come reagisce il Monte con l'ingresso in campo di Ale Checchetto. Schiavo, Peccato perché Monte stava giocando davvero bene, un buon momento, però con squadre di questa caratura non puoi permetterti l'errore di lasciare palla a centrocampo. Renzo ha regalato palla, contropiede, poi un'autentica magia di D'Ambrosio di prima da 10 metri dalla porta, neanche il tempo di arrivare alla palla, una staffilata, è rimasto impietrito Silva di Monte. Niente di fatto, ora ci prova Checchetto, legge tutto Ognata,
la palla si impenna, rimane in campo, riparte Monte da fuori con Torres. Torres passa dietro, lascia lì il capitano, vuole fare tutto da solo, poi la palla arriva a Pippo, Pablo e Pippo ancora dialogano, ma sono solo loro due. Forte è tutta schierata a 4, ce n'erano 3 in area, molto più fuori i due di Monte, un po' poco preciso Renzo in queste ultime fasi. Riparte il capitano, cerca spazio, va in mezzo, c'è bello Checchetto, scusate, Torres non trova la deviazione al volo, bello il gesto atletico, tocca la palla ma non riesce a indirizzarla verso Gnata. Ora la palla è dietro, ci va Checchetto contro Torner e Checchetto lo tiene lì, bravissimo, esce vincitore, la palla in mezzo, se la beve Torres e permette a Forte di ripartire. Recupera a sua volta Della Reta, sguardo in avanti a cercare Checchetto, deve tagliare il campo l'argentino, esce dalla propria metà campo e allarga da Schiavo, viene a stringere Torres, Schiavo di rovescio, l'anticipo di Torner velocemente, brutto errore, Checchetto allarga per Schiavo, Gnata in spostamento riesce a parare, poi Torner in avanti, Ambrosio da questa parte, c'è Borgo, Ambrosio, Silva con il petto a parare, ricomincia dai Pinasari il Forte, ancora Ambrosio, controllo a seguire, ora retroporta, alza la testa e si ricomincia dai Pinasar, punta Checchetto in mezzo a due i Pinasar e qui Silva riesce a parare, poi anzi no, non è stato dato il gol ad Ambrosio, la parata Silva, comunque time out chiamato da Mister Zini. Abbiamo ora la possibilità di rivedere qui, bravo i Pinasar a infiltrarsi in mezzo a 3, la conclusione larga, poi Ambrosio di furbizia e la pallina che rimane sulla linea e poi di riflesso e anche di istinto Carlos Silva a mantenere fuori dalla propria porta. A 4:47 dal termine della prima frazione si rimane sul 2-0. Già, se facessimo un calcolo delle occasioni che Monte si è creato in tutte le partite, almeno quelle casalinghe che ho avuto il piacere di commentare con te, se ne avesse realizzate un terzo non sarebbe sicuramente questa la posizione in classifica di Monte, che davvero quest'anno gli manca la fase finale, la realizzazione, il tocco davanti alla porta, la precisione, un po' di sfortuna, insomma Monte non riesce a buttarla dentro. Infatti pochissimi i gol all'attivo per la squadra di Mauro Zini, come detto ne avesse segnate un terzo delle occasioni realizzate staremmo parlando di tutt'altro campionato, però ora siamo qua, Monte deve comunque risalire, deve provarci sempre e comunque, nulla da perdere per gli uomini di Zini, quindi si riparte alla sinistra della porta difesa dal portiere, per forza che il portiere difende la porta. Comunque Silva va in mezzo, la palla rimane lì, la recupera Pablo Torres di Monte con calma, sceglie di andare in mezzo, lascia lì D'Ambrosio con la trottola, bravo Pablo, scarta tutti, poi niente di fatto, prova a chiamare l'arbitro con lo sgambetto, cosa ha fatto? Ci prova la magia il Pinazar Francisco, niente di fatto, però è ancora Monte, riparte Andrea Borco, uno degli ex, palla dietro per D'Ambrosio che aspetta suggerimento, palla esterna oltre il palo, recupera Zordan, tira il fiato, ragiona Monte, va su con un più calma, quindi Checchetto, Torres, Schiavo, Zordan è andato a riposare, Renzo Della Reta, altissimo il minutaggio di Renzo in questa stagione, esce davvero poco, combattono, la palla però è recuperata da Fede D'Ambrosio, prova a disturbarlo il capitano, niente di fatto, la palla arriva a Torner e riparte Forte. Sempre con Torner, si ferma e la proseguire verso Ambrosio, recupera Schiavo, deve uscire dal pressing attuato dal Forte dei Marmi, Schiavo guarda in avanti a trovare Checchetto, rimpallo su Ambrosio, la fa sua Schiavo, ancora il capitano del Monte, a rimorchio Pablo Torres, arriva dietro la porta l'ex Tordera, nel mezzo Schiavo, allora Pablo Torres ora cerca di mettersi in proprio, Checchetto ci prova il volo, la risposta attenta e pronta, quella di Ricchignata, fuori Ambrosio, rientra Patui Pinazar per il Forte, eccolo qui, seguito da Torres,
staziona dietro porta, poi cerca il taglio, deve ricominciare da Eric Torner, sotto gamba, Torner dentro, non si chiude il triangolo, poi Torres non riesce a farla proseguire. Il Pinazar verso il fratello Pato, ancora i due argentini. Borgo, spazio forse per il piatto, è un assist a cercare Patti Pinazar, ora sull'angolo contro Zordan, riesce a sfuggire al primo pressing, ora il forte che deve andare a concludere, ci prova con Borgo, gli rimane in canna il colpo al giocatore Scuola Breganze e poi Silva allontana. Pablo Torres deve gestire il possesso. Torres lascia palla a Checchetto, seguito da Patti Pinazar, forse c'è un fallo non ravvisato da Parolin, fischia ai danni del Montebello. Torner per il Pinazar, ancora 2 minuti al termine. Torner, ancora Borgo, gestisce gli ultimi possessi il Forte dei Marmi, ha mantenuto gran parte del possesso palle di questo primo tempo. Torner allarga verso Panci Pinazar, può puntare in 1 contro 1 Pablo Torres, inserimento centrale di Pato, eccolo il blocco, si inserisce ora Pato, il Pinazar davanti a Silva, quadruplicato, riesce a far la sua Schiavo, si allarga sulla destra, Schiavo, sguardo nel mezzo a cercare Pablo Torres, si inserisce anche Zordan, ricomincia da Checchetto, blocco di Zordan, Forte dei Marmi posizionato nella propria tre quarti, allora il Monte deve gestire questo possesso a 1:20 dal termine. Torres si fa rubare palla da Panci Pinazar, riparte veloce il Forte con Borgo, fa posizionare il Monte, allora il Pinazar, Borgo, giro a 3, Torner nel retroporta con Zordan che lo marca stretto, eccolo lo spagnolo, si inserisce Borgo, lo guarda, poi il Pinazar colpisce in pieno il giocatore del Monte. 48 i secondi che sono rimasti da giocare in questo primo tempo. Pronto della reta, vediamo se entra questi ultimi secondi l'argentino. Schiavo, Checchetto, ora è Torres sul retroporta di Ignata. Schiavo, eccolo lo spagnolo, si scende nel mezzo Pippo Schiavo. Pablo Torres dà uno sguardo al tabellone e ricomincia poi da Zordan, si muove Checchetto, viene servito il tristinese, perde la palla, vediamo se la va a riconquistare, c'è l'ultimo tocco del Scuola Trissino. Allora, ultimo possesso per la squadra versiliese con Torner sul punto di battuta che allarga verso Panci Pinazar. Il blocco di Borgo, il Pinazar rientra in mezzo a 2, Borgo riesce a fare la sua. Ancora il 6, si inserisce il Pinazar, Borgo cercato, trovato il Pinazar che spara alta a 2 secondi dal termine del primo tempo, ha avuto la possibilità di metterla sul 3-0. Il Forte dei Marmi si conclude con questa ultima occasione, i primi 25 di gioco grazie alle reti, prima segnata dai Pinazar, poi D'Ambrosio. Il Forte dei Marmi conclude 2-0, ma nonostante ciò un buon Montebello che ha avuto le sue possibilità. Quindi andiamo in pausa, speriamo che Monte riesca a ripartire di slancio per un secondo tempo tutto da gustare. Pausa anche per noi.
Rieccoci ricollegati in diretta dal Palasport per il secondo tempo tra TR Chimica Montebello e Canniccia Motor Club Forte dei Marmi, squadra ospite avanti 2-0 con le marcature prima di Francisco Epinazar e poi di Federico Ambrosio, ma nonostante ciò, come abbiamo detto in chiusura di primo tempo, un Montebello che ha avuto le sue grandi palle gol, soprattutto con la traversa colpita da Ramiro Torres in campo in questo avvio di secondo tempo, insieme a Schiavo, Pablo Torres e De La Reta, dall'altra parte Borgo, Ambrosio, Torner e Panci Pinazar a difendere i pali, Ricchignata e Carlos Silva per il Monte. Schiavo verso De La Reta, viene a bloccare Ramiro Torres, si ricomincia da Schiavo, scelto in profondità Pablo Torres. Schiavo, sguardo nel centro, poi riparte ancora dallo spagnolo che finta il piatto, si allarga sulla sinistra, pallina nel mezzo, Ramiro Torres, Gnata la tiene lì, deve uscire ancora Torres, commette fallo, anzi no, ingaggia due come facendo Parolin su questa prima incursione dalla sinistra da parte di Torres. Eccolo qui ancora lo spagnolo, guarda Schiavo, pallina che arriva a destinazione. Molto arretrato invece De La Reta, quasi un 3 contro 3 adesso. Torres di piatto raso terra, non sorprende Ricchignata, riparte ferocemente il Forte dei Marmi con i Pinazar, cerca e trova Ambrosio, deve allungarsi Carlos Silva, ancora Torner, preme adesso il Forte in questo possesso. Torner, Borgo, Torner, i Pinazar, prende spazio Rick Torner, sguardo nel centro del 99 Forte Marmino, seguito da De La Reta, tocco dai Pinazar, c'è l'inserimento di Borgo, palla arretrata, allora il Forte ricomincia sempre dallo spagnolo. Torner, bravo De La Reta a recuperare, può distendere per Ramiro Torres, può puntare in 1 contro 1, Torres sceglie il tiro, Gnata forse la vede anche all'ultimo, riesce comunque a parare il 22 Scuola Breganze. Sugli scudi quest'oggi Ramiro Torres, i suoi ingressi in campo sono sempre stati piuttosto convincenti, lui l'autore del più pericoloso, la più pericolosa occasione di Monte, che ora riparte. Torres parte, scarica su Pippo Schiavo, c'è da solo Renzo De La Reta, non lo vede nessuno, la palla poi è intercettata, niente di fatto, può ripartire Forte. Il fendente di Torner è fuori misura, ha qualcosa da dire ai suoi compagni. Carlos Silva si riprenderà con un ingaggio a 2 alla destra di Silva, ci si preparano De La Reta e Fede Ambrosio che riceve la palla, si era liberato alla destra. Torner col suo caratteristico baffetto riparte dall'altra parte, i Pinazar, la palla è dietro per Borgo, la colpisce male, ma c'è di fatto un fallo in favore di Forte, fischiato da Parolin, quindi si riprenderà con palla per Forte nel punto in cui si sta sistemando Borgo, ovvero nell'angolino dell'area, palla dietro per Fede D'Ambrosio. D'Ambrosio alza la testa, aspetta il suggerimento del compagno, la palla arriva da tutt'altra parte per Torner, ricostruisce Borgo, cerca di liberarsi D'Ambrosio, riceve palla dietro porta, aspetta De La Reta, alza e schiaccia, legge tutto per fortuna il portiere di Monte, per fortuna di Monte, era rimasto un po' incantato Renzo, aveva lasciato la libertà a Fede D'Ambrosio di allargarsi, alzare e indirizzare la palla verso Silva. Carlos Silva ora però è Monte, ci riprova con Pippo Schiavo, ci vuole ora un gol per Monte per riaccendere questa partita, riaccendere le speranze e le convenzioni degli uomini di Mauro Zini. Ci riprova Ramiro, palla fuori, abbatte praticamente i Pinazar. Francisco, ora di nuovo De La Reta, ricostruisce con Torres, ancora Monte con Pippo Schiavo, De La Reta, Schiavo, De La Reta riparte da lontano, suggerimento per Pablo Torres, Pablo dietro la porta, protegge col pattino, scarica sull'anonimo Ramiro, riparte da nuovo di fuori De La Reta, non c'è luce però, continua a girare palla, siamo quasi alla termine dei 45 secondi, torniamo da Pippo Schiavo,
6 secondi per andare al tiro, ci prova Pippo ma è del tutto innocuo, può ripartire forte. Con Ipinazar prende campo ancora all'87, allarga D'Ambrosio e trova il gol del 3-0, la doppietta di Federico Ambrosio che buca sul primo palo Carlos Silva. E allora il quinto della ripresa, terzo gol del Forte dei Marmi, arriva a quota 20 invece Ambrosio in questa stagione. Lo rivediamo in questo replay, tanto spazio lasciato a Ipinazar, allarga il gioco e poi da pochi passi Ambrosio firma la rete del 3-0 per il Forte dei Marmi. Niente, di nuovo sotto Monte, subisce la terza rete, ma quello che si chiede qua a Monte è un gol, sicuramente potrebbe riaccendere le sorti e questa partita che sul 3-0 inizia a prendere la strada della Versiglia, i 3 punti in palio come di consueto. Ci riprova però Monte, come detto gli uomini di Zini in questi scontri contro queste formazioni di maggior caratura non hanno nulla da perdere, ma devono far vedere un po' più di cattiveria, qualcosa di più davanti alla porta. Se entrava anche questo, D'Ambrosio prendeva la via della balaustra e ci pattinava sopra. Ora però riparte Monte con Ramiro, non un felice aggancio, torna dietro da Della Reta cerca Luce, gli mette la stecca Borgo, lascia la palla lì Ramiro, la recupera Ipinazar. Ora però è ancora Ramiro che combatte contro Borgo, alla meglio Borgo, Andrea ritorna da Ipinazar, palla sulla sponda, gioca Monte con la sponda, ripartono ora Pablo Torres e Ramiro Torres. Era Francisco, Pato è in panchina in questo momento, quindi il maggiore dei fratelli in campo. Ramiro Torres allarga da Della Reta, cerca di sfruttare il blocco della Reta, alza, schiaccia, lo ferma perfettamente il Panci Pinazar che poi se la accomoda sulla stecca, sguardo in avanti, si smarca Ambrosio, ricomincia da Borgo, questa parte Torner ci prova di prima, colpisce il palo dopo il velo di Ambrosio, possibilità quindi del 4-0 per il Forte che continua a premere sempre con Torner. Ambrosio trova Borgo largo sulla sinistra, scattante il classe 2003, cerca rimorchio Ambrosio, la chiusura di Della Reta, poi Torres lascia palla all'ex giocatore del Banco Mendoza che finta il piatto, allarga da Schiavo e ricomincia da Torres. Si muove in avanti invece Pablo. Schiavo prova il rovescio e quasi colpisce Pablo Torres, pallina alta, allora rimessa per il Forte, fuori Borgo, entra Pato Ipinazar. Ambrosio, il blocco di Panci Pinazar, a rimorchio ancora Pato che va da il fratello Ambrosio. Ipinazar, trovato Torner e allora Ambrosio in diagonale a cercare Pato Ipinazar, non controlla bene la sfera l'argentino e allora si riprenderà da una rimessa per il Monte. Entra Zordan al posto di Ramiro che va a riposarsi. Stavo guardando la graduatoria, la classifica. Monte, uno degli attacchi, anzi l'attacco meno prolifico insieme a Azzurra Novara, solo 36 gol, quindi una media di poco più di 2 gol a partita. Questo sta a significare la difficoltà che Monte ha di buttarla dentro, di finalizzare davanti al portiere avversario. E anche stasera, dopo un primo tempo e altri 7 del secondo, quindi 32 minuti di gioco, Monte non ha ancora trovato la via del gol. Questa è la particolarità, la cosa che più penalizza la squadra di Zini, quella di non riuscire a concretizzare, altrimenti staremo parlando, come già detto, di tutto un altro campionato. Ora Forte però riparte, potenziale 3 contro 2, va tutto solo D'Ambrosio che questa volta grazie a Monte però la palla rimane lì, miracolo di Da Silva. D'Ambrosio il più pericoloso, la palla che arriva da Silva al 90% delle volte è stata scagliata dalla stecca di Fede D'Ambrosio che ancora adesso cerca l'assist per Torner, niente di fatto, riparte Pippo, dormita generale di Monte
e viene graziata, anzi ci mette la stecca Ramiro Torres, ma un Monte adesso decisamente in balia dell'avversario. Più volte il Forte dei Marmi è andato vicino alla quarta marcatura, bravo Carlos Silva in un paio di circostanze a tenere la sfera al di fuori della propria porta. Ora time out chiamato da Mister Zini, quando possiamo notare i sanitari sulla panchina biancorossa a capire le condizioni di Renzo Della Reta, uscito dal campo e si è gettato a terra l'argentino, ex giocatore del Banco Mendoza, che ha avuto anche possibilità di giocare nella propria nazionale, nell'Albiceleste, nel Panamericano dello scorso anno, giocato a Bogotà, in cui è anche stato assoluto protagonista, segnando 5 gol nelle edizioni, di cui 3 nella finale vinta 3-2 contro il Cile. Si ritorna in campo con il possesso per la squadra di De Gerone, con Quereques sul punto di battuta. Scambiano palla i due Pinazar. Torner. Sguardo in avanti del Panci. Gioca da Torner, blocco di Quereques. Sguardo al centro, Torner di piatto, simile al palo. Poi Silva non riesce a ripartire il Monte, completamente in balia dell'avversario. Quereques. Su di lui Zordan, raddoppio di Ramiro Torres, non efficace, spazio quindi per i Pinazar, attacca la porta, i Pinazar non trova poi la deviazione giusta da pochi passi, recupera Ramiro Torres. Sguardo in avanti, si è già posizionato tutto il Forte dei Marmi, esce dalla metà campo il 58 argentino. Schiavo, Torres, il blocco di Checchetto, lo sfrutta Torres e la conclusione sui parastinchi di Quereques che respingono il tiro. Poi c'è il fallo, stecca alta da parte di Quereques. Allora punizione in favore del Montebello sulla tre quarti avversaria. Checchetto, Torres, Schiavo, gli scippa palla Patto e Pinazar, poi la manda in avanti da Torner, la lascia passare verso Quereques. Su di lui Ramiro Torres, i Pinazar e Quereques a dialogare sull'area di rigore. Si inserisce anche Torner, i Pinazar, Quereques scambiano i due e allora Panci. Torner, tocco da i Pinazar, blocco di Torner, i Pinazar la fa filtrare e allora Quereques sull'angolo. Monte che fatica moltissimo in questo secondo tempo, quantomeno a riconquistare palla, a ripartire. Pochi i sussulti della squadra di Zini. Attenzione a Quereques, l'anticipo di Checchetto, vediamo se questo contropiede può essere prolifico per il Monte. Zordan, Checchetto, giro a 3, pronto l'ingresso in campo anche Simone Bolla per i biancorossi. Schiavo la fa proseguire verso Zordan, che prova il rovescio, e certo c'è bisogno di altre conclusioni per sorprendere Ricchignata. Eccolo l'ingresso in campo di Bolla al posto di Schiavo. Si è rialzato adesso Della Reta, seduto sulla panchina, ma sta ancora difficoltà di respiro, deve aver preso una botta al costato o qualcosa, perché lo vediamo sofferente. Non so se ci sarà la possibilità almeno oggi di rivedere in campo Renzo Della Reta, davvero sofferente sulla sedia in panchina. Intanto in campo Forte riparte da dietro, palla recuperata Pinazar, riceve di nuovo palla, scambio con Torner, è giù il Pancio col fratello Pato che inciampa in mezzo, ci prova fuori Torner, ci mette un pattino Zordan, però fallo fischiato da Parolin, sempre in favore di Forte. Numero basso dei falli, 5 per Forte, 4 per Montebello, parlano di una partita sostanzialmente corretta. Ora è sempre Forte con i Pinazar
scarica sul fratello Pato sotto gamba, ritorna indietro dal fratello che vuole prendere velocità, finta la bomba da fuori, fatto aggancia per un pelo Torner, mette in moto il rientrato Kerekes Diego, ora però intercetta Monte, non si vede, bolla con hai veramente un momento di impasse per Montebello, possibilità di contropiede, non si capiscono Ramiro e il neo entrato Simone, bolla, la palla rimane lì, può ripartire forte ma niente di fatto, forte che però ancora riparte da fuori con Diego Kerekes, lascia lì sul posto Ramiro che ritorna, lo fa tornare indietro, Kerekes alza la testa, cerca suggerimento in mezzo, liberissimo, Pate Pinazzar, si chiude però Monte, ora riparte con bolla, un po' incerta la sua azione. Ramiro Torres va da Checchetto, dialoga con Zordan e ricomincia da bolla. Il Monte deve dare più velocità al proprio possesso palla, ora Checchetto attraversa, Ramiro Torres trova il gol, no, ingaggia due ma la pallina è dentro e gol, viene dato il gol a Ramiro Torres. Il gol di Ramiro Torres, il Monte torna in gara a 12:51 con il tocco da pochi passi di Ramiro Torres. Ramiro Torres ha segnato il gol quindi del 3-1, lo rivediamo, il tiro di bolla, Checchetto traversa e Torres la mette dentro, 3-1. Gol numero 8 per lui in campionato, il classe 2002. Vediamo se può dare una nuova linfa alla squadra di Zini. Chiamato intanto time out da De Gerone per dare indicazioni ai suoi. Vediamo se questo gol ora può dare qualche scintilla in più al Monte. Mi era parso Checchetto scagliare la bomba che ha impattato sulla traversa, poi non so se c'è stata una seconda deviazione da parte di Ramiro Torres. Comunque il duo arbitrale assegna la rete a Ramiro Torres, colui che comunque aveva colpito la traversa nel primo tempo. Ora si toglie la soddisfazione di piantare la bandierina, fare scorrere il pallottoliere da sinistra verso destra. Gol di Monte, 3-1, 12:34 da giocare, 5 falli per Forte, 4 per Monte. Ora Monte, forte di questo gol, dovrebbe cercare subito di accorciare ulteriormente le distanze, anche per offrire uno spettacolo di maggiore qualità al comunque numeroso pubblico accorso qua al Palazzetto dello Sport di Montebello in questa domenica sera, dove la partita è iniziata un'ora più tardi del solito, quindi pubblico più serale, palla comunque per Forte. Ora si riprenderà, vediamo cosa decide il duo arbitrale. Ora Alfonso Rago va verso il banco dei cronometristi, non riusciamo a interpretare il volere dell'arbitro, che ha sicuramente qualcosa da segnalare. Qualche problemino forse sul totem dei 45 secondi. Si può riprendere ora con il possesso Forte Marmino. Torner, retroporta Kerekes, di Pinazzar, Ambrosio. Ora Torner, sguardo al centro dell'area di rigore, scadono però i 45 secondi a disposizione del Forte dei Marmi. Checchetto addomestica la sfera e gestisce verso Bolla, blocco di Zordan. Sulla sinistra Bolla, sterza Zordan. Torres prova l'accompagnata Gnata, così se la ritrova sul casco, riparte poi Ambrosio, viene a stringere Torner, spintonato nella spalla di Ramiro Torres. Sono i Pinazzar, di fatto Silva in lungo riesce a parare, poi rimane a terra Pablo Torres sul contrasto con Ambrosio. Intanto leggiamo dal sito ufficiale che il gol è stato assegnato a
Checchetto, Alessandro, era stato lui col primo impatto a colpire la traversa, la palla era schiacciata, poi gli arbitri hanno tentennato un po' a segnare, evidentemente poi hanno visto Ramiro avvicinarsi e hanno assegnato lui il gol, ma il gol era stato realizzato da Alessandro Checchetto, il trissinese, giovane trissinese, che con la sua realizzazione da pochi metri aveva impattato sulla traversa, poi la palla si era schiacciata alle spalle di Richignata e sicuramente oltre la linea rossa. Ma ora è forte con Borgo che riparte, Fede D'Ambrosio dietro porta, vanno in due dietro porta, si scambiano la palla rimane a Borgo, va in mezzo Fede D'Ambrosio e la palla è gol. Palla segna Borgo tra palo e Da Silva. Il gol di Andrea Borgo riporta a +3 il Forte dei Marmi con un non perfetto Carlos Silva in questa circostanza. Possiamo rivederlo da questo replay, viene fuori da retroporta, la prova molto spesso questa giocata il classe 2003. Andrea Borgo firma la sua 15ª rete in campionato e, come detto, a 10:45 al termine della gara Forte dei Marmi nuovamente avanti di 3 lunghezze. Ora Ambrosio ruba palla a Ambrosio davanti a Silva, ritorna a +4 la doppietta, scusate, la tripletta di Federico Ambrosio. Errore in disimpegno da parte del Montebello e ancora una volta lo squalo Forte Marmino infila Carlos Silva e trova la rete numero 5 del Forte dei Marmi, quindi in giro di 11 secondi il Montebello si trova sotto di 4 gol. È la rete numero 331 con la maglia del Forte dei Marmi per Federico Ambrosio. Uno score di tutto rispetto. Recupera ora Zordan, lascia Torres, pronto a rientrare anche Ramiro. Schiavo, Torres, sguarda in avanti, intercetta facile Patio Pinasar, che dialoga con il Panci, allarga da Borgo, ancora Borgo nel mezzo a cercare Ambrosio, ricomincia ancora da Panci Pinasar, allarga da Ambrosio seguito da Checchetto, tocca male e allora riparte Zordan, si inserisce Pablo Torres, Zordan rimorchio Checchetto, va di rovescio, murato da il Pinasar che ora gestisce verso Borgo. Il Pinasar trova il fratello Patrizio e allora Borgo, ancora i due ex della gara a dialogare. Ora Ambrosio, Borgo gira palla il Forte, non ha fretta di andare alla conclusione, arriva quasi sempre al limite dei 45 secondi. Pallina che ora che esce nel rettangolo di gioco, potete vedere anche Cacciaguerra lì fuori della pista, giocatore Forte Marmino, infortunato per una lussazione alla spalla, che ha voluto comunque essere presente a questa trasferta insieme ai compagni. Scadono i 45 secondi, Ambrosio saggiamente lascia sfera al Monte, ora può ripartire Zordan, sguarda in avanti, Checchetto, Torres, si aiuta con il corpo lo spagnolo seguito da Ambrosio, perde palla sul raddoppio. Ora Ambrosio cerca di inserirsi seguito da Ramiro Torres, scusate, da Pablo. Ora Zordan sull'angolo, raddoppio alla meglio, Pablo Torres riesce ad autolanciarsi, forse c'è contatto, tutto buono sotto gli occhi di Rago, poi qualche problemino per Checchetto, riesce comunque ad avere possesso, allarga da Pablo Torres, punta in 1 contro 1, si fa rimontare, deve scartare anche Schiavo e andare poi da Zordan. Torres scarica su Pippo Schiavo, 7:58 alla fine, Monte cerca di segnare la seconda rete, bello il tentativo di Ramiro, niente di fatto, Richignata vede tutto, ora era stato Zordan a cercare una deviazione di Checchetto che si era
postato davanti al portiere versiliese. Cambio anche nelle file di Forte, rientra Torner, va a riposarsi Fede Ambrosio, autore di una tripletta. Ancora Borgo dietro porta, vediamo se questa volta Monte starà più attento, scarica fuori per Torner. Torner alza la testa, cerca spazio, scarica su Pinazar. Pinazar fuori per Borgo. Borgo lo spinge Ramiro, infatti legge il duo arbitrale, assegna il fallo, quinto fallo per Monte. Era tantissimo che il duo arbitrale non assegnava un fallo di squadra, come detto già, partita sostanzialmente corretta, fatta anche dal fatto che Forte l'ha spesso addormentata, un po' col possesso palla, un po' con i suoi 5 gol. A Monte non rimane che sperare di trovare un gol, un ulteriore gol della bandiera, rendere meno passivo questo passivo. Scusate il gioco di parole. Ora siamo dall'altra parte con Ramiro Torres. Ramiro, Checchetto lascia lì Torner, non riesce a girarsi, prende la spinta, chiede aiuto ai compagni. Bisogna ripartire da tutt'altra parte con Pippo Schiavo, che ora prende velocità dopo il blocco di Zordan, ma deve tornare indietro proprio da Alex Zordan. Bomba da fuori, non c'è nessuno a deviare, la palla zitta dritta sulla stecca di Borgo. Torner prova da fuori, guantone aperto, legge tutto da Silva, salva Monte, riparte di nuovo Zordan dall'altra parte, rimane fermo Schiavo a coprire, va giù Zordan dietro porta, prende velocità, non c'è nessuno in mezzo, scambio, doppio scambio con Checchetto, la palla ora per Ramiro Torres, di nuovo a Zordan. Zordan si riparte dal capitano, cerca di prendere velocità giù a destra, lascia lì Torner, prova, ma sia la stecca di Borgo che poi quella di Gnata riducono a miti consigli. Il capitano di Monte, ora riparte Pinazar. Torner cerca spazio per il tiro, c'è luce, niente di fatto, la aggancia bene Ramiro, potenziale 3 contro 2, riparte, niente di fatto, anticipa Borgo, anticipa Pablo no scusate, è stato anticipato il capitano di Monte. Ora riparte Forte con i Pinazar cerca spazio, c'è il tiro ma è fuori misura, era comunque coperto Silva. Il portiere di Monte, Zordan, scarica sul capitano, non riesce neanche bene a uscire Monte, tanta è la pressione alta anche che sta effettuando questo Forte, mai pago del risultato. Ancora ora Zordan e Schiavo, Ramiro mette in mezzo Checchetto, non riesce a girarsi, allontanata la palla dalla stecca di Torner, riparte Zordan, Checchetto, intanto ancora sofferenze dalla retta, si accende il faro dalla parte di mister De Gerone, quindi attendiamo il fischio del time out, ma intanto c'è ancora Forte, Torner va fino in fondo, poi l'ultimo tocco è proprio in faccia al portiere di Monte, riparte Monte con il capitano. Checchetto, si è liberato Torres, l'anticipo secco da parte di Pinazar, e allora poi il time out chiamato da De Gerone, entra Raffaello Ciupi per il Forte dei Marmi, gli lascia spazio Gnata a 4:31 dal termine dell'incontro. Rientra anche Bolla per il Montevello al posto di Zordan, e come hai detto tu Nicola, ancora sofferente Renzo Della Reta seduto sulla panchina con il ghiaccio sull'inguine per l'argentino, che aveva giocato fino al momento dell'infortunio una buona gara, l'ex giocatore del Banco Mendoza. Sulle altre piste il Bassano ha avuto la meglio 5-1 sul Novara e il Trissino 6-3 a Monza, rimanendo quindi in testa al campionato a più 5 l'inseguitrice Lodi, attendendo poi il risultato appunto del Forte dei Marmi per continuare a dare fastidio alla squadra di Gidio Bresciani. I Pinazar, blocco di Borgo, anche Giovannelli in campo, eccolo qui il 78 Forte Marmino. Borgo seguito da Checchetto,
cerca dentro Borgo, non riesce nel tocco finale, poi pallina mandata in avanti da Torres, riconquista facile il Forte dei Marmi a 3:40 dal termine. Borgo a dialogare con Torner, esce dalla metà campo, ruba palla, Schiavo, 3 contro 2, sterza, e allora Checchetto taglia il campo, Bolla, Checchetto, Ramiro Torres in alza e schiaccia, Ciupi para e riparte il Forte dei Marmi con Ipinazar. Borgo, Ipinazar, ora anche Borgo richiamato da De Gerone, al suo posto entra Gabriele Ambrosio, applaudito dai tifosi. Qui Giovannelli in alza e schiaccia, Torner morbido morbido, Carlos Silva con il guantone a mantenere la palla fuori dalla propria porta. Poi Checchetto dall'altra parte in mezzo a 3, riesce a allargare Ramiro Torres verso Schiavo, rientra rovescio largo, ancora Monte, Schiavo, blocco di Checchetto, rovescio fuori, anche la mira da sistemare per gli uomini di Zini. Ora Giovannelli, sterza, pressing di Schiavo e allarga dai Pinasar. In area di rigore Ambrosio, cercato invece Giovannelli, ancora il 78 in possesso, torna indietro da Panci Pinasar, dialoga con Ambrosio, la fa proseguire sull'auto di destra verso Torner, porta palla il numero 99 Forte Marmino, Ambrosio ruba palla, Bolla, e allora Ramiro la fa proseguire verso Bolla, l'anticipo perfetto di Gabriele Ambrosio che ora rischia qualcosino, Bolla davanti a Ciupi, Bolla, Ciupi a parare sul 1 contro 1 di Simone Bolla, doveva fare sicuramente meglio il giocatore cresciuto nel vivaio biancorosso Simone Bolla. Ora Giovannelli, scusate, Ambrosio, Torner, non si chiude il triangolo e allora Torner si mette in proprio di riflesso, riesce a parare Silva, poi Schiavo sguarda in avanti a trovare Checchetto, stringe il campo Ramiro Torres e allora Schiavo, Bolla, Checchetto, Schiavo prova il rovescio, non c'entra ancora una volta lo specchio della porta. Ora Torner di prima per Ambrosio, il contrasto con Ambrosio irregolare sotto gli occhi di Parolin. Ultimo giro di orologio, il Forte dei Marmi si sta portando a casa ulteriori 3 punti, portandosi quindi a quota 39, rimanendo attaccato appunto al Lodi, distante solamente un punto, mentre Montebello ancora nell'ultima casella della classifica. Qui Ciupi a parare un tiro dalla lunga distanza di Ramiro Torres. Ora Checchetto a lottare con Torner, ancora Checchetto, trovato Ramiro che prova il piatto, raso terra, Ciupi allontana il pericolo, ancora Bolla, Bolla per Schiavo che non controlla. Il Monte è anche sfortunato, poco attento come in questo caso Bolla che si fa sciupare palla da Torner, non riesce. Poi Giovannelli al limite, l'assist per Panci Pinasar, para Ramiro Torres praticamente. Ultimo attacco con Schiavo, Schiavo per Simone Bolla e ancora fatto. Ciupi a dire di no. E allora il Forte dei Marmi si porta a casa 3 punti importanti per la classifica. Grazie. Finiamo, scusatemi, una dimostrazione come Montebello gli manchi proprio il tocco finale, non riesce a metterla dentro. Questa è l'annata di Monte che tantissime volte è rimasto fermo davanti alla porta, non è riuscito a insaccare. Io Gabri ti saluto, vado per le interviste, grazie della collaborazione, ci vediamo alla prossima. E allora appunto il Forte dei Marmi vince 5-1 al Palasport grazie alla tripletta di Fede Ambrosio e ai gol di Andrea Borgo e di Francesco Pinasar. Per il Monte invece la rete di Alessandro Checchetto. Ora le prossime partite per le due squadre, con il Montebello che dovrà affrontare una partita di vitale importanza
la Azzurra Novara il prossimo 8 febbraio in quelle del Paladal mentre la squadra di De Gerone ospiterà in un derby toscano l'Innocenti Costruzioni Follonica. Qui dal Palasport è tutto, io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.